Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, scusate che mettiamo la cam in una posizione di prego perché ci cercando di chiamare. Bene, buonasera, siamo raggiunti, vi ho detto che questa sera avrei avuto un ospite di eccezione, non è Ciao. l'Achille, non è Ciao. l'Achille perché ormai i nostri amici Sì. conoscono l'Achille, Achille, ormai è una l'Achille che, presenza del l'Achille che canale. in quattro zampe è il suo cane, il nostro cane, Mio? Ah. nostro. No, quando fa guai è il suo. Sì, Di quando è bravo notte, il di suo. notte è mio, di giorno quando fa guai è il suo. Bene, cari amici, siamo ancora qui. Ilde, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, certo, allora con questa sera siamo al mercoledì, la serata che il Maglietto fa sul suo canale dopo, l'orario dopo cena, sono sua ospite in genere, facciamo questa diretta insieme. Dunque vi ricordo che rispondiamo alle domande in ordine di arrivo e cortesemente per quelli che non conoscono il canale do questa informazione per la prima volta. Invece per le vecchie conoscenze Le vecchie glorie. sicuramente qualcosa di già sentito, comunque vi ricordo di scrivere il vostro nome e la vostra data di nascita. Se volete sapere qualcosa su qualcun altro, mettete anche il nome e la data di nascita dell'altra persona e una domanda formulata in modo chiaro. Chiaro. Chiaro? Chiaro. È chiaro? Chiaro. Chiaro. Allora, detto questo, vi ricordo, mentre aspettiamo appunto che si colleghino gli amici che parteciperanno e saranno in nostra compagnia questa sera, Che ci sopportano e ancora. che Volevo dire supportano questo, ma lo dico io. perché ancora regge. Allora, ricordiamo appunto che siamo quotidianamente su Facebook, il Maglietto, tra l'altro, ogni sera alle 18:30 fa una diretta qui su questo canale YouTube, dunque per chi non potesse collegarsi la sera, comunque c'è un appuntamento quotidiano con lui alle 18:30, sempre su questo canale YouTube. Per quanto riguarda me, anche io ho un canale YouTube, si chiama Ilde Garda, cercatemi se ancora non conoscete il mio canale, iscrivetevi. Io faccio dirette il lunedì e il venerdì alle 21:30. Bene, questo è un punto, poi vi voglio ricordare anche che abbiamo un sito, questo sito è online da anni, si chiama www.ilcapitano, tutto attaccato, I altervista.org. link sono sotto in descrizione. Perfetto, così non sbagliate, se non siete riusciti a segnare o non ricordate, trovate il link in descrizione. Il sito, come ho detto, è online da svariati anni, si occupa di radionica, prevalentemente, infatti è nato per divulgare gratuitamente circuiti radionici che poi nel tempo il Marietto, oltre ad aver creato, ha anche raccolto in PDF e dunque trovate una sezione PDF gratuiti dove questi tanti circuiti sono raccolti appunto in dispense. Sai quanti ne hanno già scaricati? No, dimmelo. 150.000. Allora, se contate che più o meno in media ogni dispensa contiene circa 10 circuiti, Vuol dire 150.000 per 10, 1,5 milioni di 1,5 milioni circuiti. come viene più copie, gente che Certo. dice che l'ha fatto lui, che ha fatto Marietto, diciamo 2 milioni secchi, via. E via. Però non è l'unica sezione dove troverete No, del materiale perché cercando qua e là, per esempio i cassi sacerdotali oppure Lea Jacob, trovate, che è ehm, lei. era il mio vecchio nickname per Telegram, dunque trovate delle sezioni, anche il De Garda se non sbaglio c'è anche lì. Fascia protetta. Trovate anche dispense di esoterismo, cabala, dunque Gratis, gratis. tutto gratuitamente, cioè tutto gratuito. Bene, poi c'è la sezione shop sul sito, così potete anche vedere quali sono i servizi o A i pagamento. prodotti a pagamento. Esatto. Bene, ovviamente per quanto Poi c'è riguarda Face, e poi c'è Face. c'è Face, ma per quanto riguarda le cose a pagamento siamo disponibili anche per consulti privati, Lei. un consulto 45 minuti, Mm. 20 euro. Mm. Bene, che ne dici? Per poter pagare potete accendere anche un mutuo.
20 euro ce n'è sicuramente ce la uno. faccio, a parte gli scherzi. Poi abbiamo Space, che abbiamo un bel gruppo che sta crescendo, 1330 iscritti, perché sto spammando, sto chiamando tutti, le Le armi. porte sono aperte, vediamo chi risponde. Esatto. Allora, guarda Marietto, abbiamo delle persone, delle amicizie che sono Dei online. coraggiosi che ci stanno seguendo. Noi siamo alla canna del gas, via. Addirittura. Addirittura. Vabbè, un po'... Un po', via. Iniziamo di perci su. Allora, Noi ci siamo già anche armati. noi siamo armati. Noi siamo armatissimi. Usano il ginocchio per digerire. Finocchio meno me ne ha detto nessuno. Scherzo. Allora, andiamo avanti. Siamo ancora in orario tutelato, dunque non possiamo dire dai. fesserie. Dai. Andiamo avanti, salutiamo gli amici, poi iniziamo subito a rispondere. Ok. Io Allora, le Sibille, lei? io le sibillone. È venuta armata. Tu così, io così. Delle grosse grosse. Vediamo chi... Mettili vicine. Guardate la differenza, no, non sto scherzando, sono quasi il quadruplo. Infatti per mescolarle è un'impresa. Dai. Salutiamo gli amici. Sì, sì, sì. Poi c'è anche Telegram. C'è anche Telegram nel nostro gruppo. Esatto, c'è il gruppo Telegram che al momento è Un un po' pochettino. fermo. Bene, io penso che fra mezz'ora, tra 20 minuti chiudiamo. Arrivederci. No, Ok. scherziamo, dai. Scherziamo. Allora, ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao Tatiana. Tatiana, Lara, Ciao Lara, Daniela. Tatiana ancora. Sì, ciao Valeria, ciao Eva e ciao Giuseppina. Buonasera a tutti. Volevo dire, quando abbiamo risposto, cancellate le domande. Sì, Perché sì. ci sono persone che fanno magari domande un pochettino... Esatto, poi magari molti di voi sono collegati con nome e cognome, dunque È sempre meglio dalla eventualmente privacy. alla fine della diretta cancellate la domanda, così siamo anche tutti chi sicuri, dovesse esatto. domani guardare la diretta nei prossimi giorni anche. Perché noi diventeremo famosi, allora ci sono milioni di Andiamo a vedere. No, più che altro che mi è scaduta l'assicurazione sulla vita. Va bene, sogniamo, è gratis sognare. Dai, via, iniziamo, va. Dai, la Chiara saluta e non fa domande. No, la Chiara Brava. dice che è sempre una gioia insieme, grazie. Chiara, tra l'altro ho già capito che ci sentiamo nei prossimi giorni, vero Chiara? Correggimi se sbaglio. Allora, Tatiana, ecco, lei ha una domanda. Ciao ragazzi, chiedo da parte di Luciana, 15 ottobre 86. Sì, ma E poi sotto vuole sapere se si sposa nei prossimi 2 anni. Allora, facciamo... Vediamo perché le Sibille, vabbè, lei ha dato un limite temporale, dunque le Sibille devono adeguarsi. Ma tu fai la stesa. Io faccio una stesa completa. E io faccio 7 carte. Ciao Maria, buonasera anche a te. Ok, va bene. Allora io faccio una bella stesa completa e lei commenta. Sì, anche perché vedo che le domande sono comunque risicate, sono due, non è che hanno tutti paura di chiedersi domande. Aiuto. Ok, dai. Allora, intanto comincio anche a mescolare questo, così vedete un attimo. Allora, vediamo un po'. Beh, questo sì, questo... Allora, la domanda se si sposa fra 2 anni si presume che ci sia già qualcuno, perché qualcuno nascosto e potente, perché questo qui o è determinato o è nascosto, ma è molto potente, perché in ogni caso, vedi, c'è la carta del militare, che sicuramente è strategico, è una persona molto, tra virgolette, più grande, notoriamente, perché insomma è un gran signore sicuramente, e ha sicuramente una bella forza questo personaggio. Vediamo un po' come va a finire per questo del matrimonio. Cambiamento, stanza. Miseria, no. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la situazione. Mettiamo le Sibille a favore di camera. Allora, il passato, questa Luciana, giusto Luciana, vediamo che insomma
era focosa, la cosa, era molto focosa, o per un viaggio, per un cambiamento, si è aperto proprio qualcosa con questo gran signore, insomma c'è stato fuoco e fiamma lì di sentimento, Nonostante non roba, si siano incontrati in un viaggio eh sì, o qualcosa di molto potente, perché c'è l'amore, l'amore. l'istanza, il cambiamento, e poi lui che ha lavorato molto per conquistarla. Sembrerebbe così. E poi però è nato qualcosa, è nato qualcosa perché vedo che lui, questa è la linea del passato, quindi nel passato recente diciamo che c'è stata una love story molto importante, bella, sostenuta, corposa, bella, intensa, però nel presente purtroppo vedo o c'è un'altra persona che non pensa proprio che sia lui, per il semplice fatto che è più calcolatore, più freddo, più io sono della serie, io sono migliore, tu mi devi, eh? E poi vedo anche che c'è qualcosa da mettere a posto in questa love story, perché forse c'è l'entrata in scena di una persona molto giovane. Tu come la vedi, Ilia? Vedi, cioè siamo partiti con una situazione veramente ed estremamente positiva per questa Luciana e nel presente vedo che c'è qualcosa che scricchiola proprio perché è entrato forse più di uno, direi, uno qui, guarda qui che sta. Allora, potrebbe anche dire, noi, come sapete, non conosciamo le vostre Certo, storie, non conosciamo la tranne per le storia, persone certo, che ci contattano che sono già nostri privatamente. clienti, In chiaro. questo caso non sappiamo per Luciana la situazione quale sia, però è possibile che alcuni ostacoli, alcune difficoltà siano in questo Mm, momento presenti a causa di una figlia, potrebbe anche essere. Io non so se quest'uomo che ha già. incontrato in passato magari ha una figlia in età adolescenziale o Esatto. adolescenziale. Se così fosse, potrebbe indicare che questi ostacoli vengono portati nella realizzazione del Di questo matrimonio, del progetto, progetto, da parte di questa Mm, mm. ragazzina che forse va seguita un po' e che dà molto da fare, dunque ritarda magari gli accordi Mm, o mm. Gli impegni. oppure impegna in qualche modo, c'è da Mm, fare, come dire, un po' di calcolo in questa circostanza. mm, Diciamo che potrebbe voler dire questo, come potrebbe anche indicare che pur essendo partiti in quarta, attualmente c'è un momento, una fase di instabilità e incostanza che va messa a posto. mm. Mi Però sembra. andiamo a vedere un po' il futuro, perché il futuro, se, come si dice, se Sparta non ride, Atena non piange, cosa del genere. Qualcosa del genere, sì. Insomma, in altre parole, siamo partiti molto bene da un passato virtuoso, da un passato corposo, pieno di sentimento, fuoco, fiamme. Siamo in una situazione non destabilizzante, ma con delle new entry che fanno riflettere e il futuro però vedo che questa persona che fondamentalmente era partita in quinta comincia a mettere la retromarcia. La vedi anche tu una retromarcia qua? Una Vedo. retromarcia molto potente e vedo la Luciana nel futuro prossimo che insomma ci resterà molto male, anche per questioni un po' di gelosia che potrebbero essere, che potrebbero entrare forse per questa ragazza giovane. Magari si creano delle incomprensioni. Giovani. Mm. Quindi nei prossimi mesi diciamo che la situazione è partita bomba e sta della serie nascono incendiari e finiscono pompieri. E quindi qui ci troviamo in una situazione estremamente difficile per Luciano. E poi lui cercherà di mettere a posto le cose, perché qui vediamo che lui, questo personaggio molto che vuole bene, perché qui abbiamo visto veramente una partenza col cuore, con i sentimenti, con la materialità. Lui pensa e cerca di risolvere la situazione, però vediamo che c'è l'attacco e qui non vorrei dire che lui sia già sposato o era sposato, Magari perché una ex non è moglie, un potrebbe essere un la ex. madre di questa ragazzina, invece. Esatto, vediamo che sferra un attacco potentissimo, non potente, potentissimo, perché vediamo che lei l'ha già sferrato e lui lo vediamo qua. Quindi lui lo vediamo che, non dico che è in croce sul Golgotha, però diciamo che è una situazione veramente difficile. Però lui cerca di risolvere questa situazione e se ne accorge troppo tardi. Comunque,
io vedo che ci sono delle bellissime possibilità per Luciana di concludere questa situazione perché, spiegalo tu, Ilde. Allora, l'esito parla proprio dell'opportunità che avvenga l'ufficializzazione. Dunque, per quanto Mm. riguarda la domanda, nei 2 anni noi diremmo proprio di sì. Eh? Però nello svilupparsi di questo periodo, cioè da questo momento a questi famosi entro 2 anni, diciamo così, al momento del matrimonio vero e proprio, diciamo che si creeranno alti e Sì, bassi o situazioni comunque esatto, delle interferenze, potenti. delle situazioni da risolvere e da chiarire. Sì. Sì. Adesso lasciamo la parola alla nostra Ilde. Allora, io le ho già mescolate in abbondanza. Allora, il taglio è un po' particolare, nel senso che c'è la fantasia, anche la volontà di organizzare questa cosa, ma ci sono dei pericoli, degli ostacoli, vedete che c'è la carta del male. Comunque, vediamo un po'. Quanti ne giri? 7. Anche perché se no non entrano Nel monte, non sta più nel monte. Già così siamo al limite. Ecco, qua. Allora, le guardo perché guardavo la cama per vedere come disporle e non le ho viste. Bene, serenità, solitudine, il cavallo alato, il tempo, la strega malvagia e il nemico d'attesa. Allora, qui le sibillone, perché guardate solo la differenza. Qui le sibillone dicono che appunto anche qua parlano di un bel momento molto armonioso, di benessere, da cui ha avuto origine o almeno il principio di questa domanda. Dunque partiamo da una situazione molto tranquilla, favorevole, con però dei momenti di riflessione, ma anche la necessità di guardare bene, pensare bene, eh, per quanto riguarda non soltanto il futuro, ma il futuro attraverso la lente del passato. Dunque, diciamo che è un invito a guardare bene cosa precede la vostra relazione, cioè forse le sibille ti invitano a guardare bene la situazione che c'è prima di costruire un futuro con una persona e dunque è un invito comunque a riflettere. Ehm, Questo però è una bellissima carta, perché è una carta che spiega che le intenzioni sono nobili, sono valide, elevate, e dunque secondo me già è in cantiere qualcosa. Vedi che qua c'è una carta di riflessione, qua c'è una carta di elevazione, comunque di in positivo, cioè il cavallo alato ovviamente permette di raggiungere le sfere più elevate esatto, dell'anima, ma anche ovviamente delle situazioni. Dunque parla di un qualcosa puro, no? Di bello, dove ovviamente c'è comunque da elaborare. Allora, sono due le carte che parlano anche del passato e di quello che è indietro nel tempo. Dunque, questa cosa che venga richiamato, c'è la possibilità o che stia facendo riferimento a una persona che ha già fatto parte della sua vita in passato, oppure di situazioni che dal passato continuano a influenzare e potrebbe anche indicare, visto che c'è la strega malvagia, una presenza di una figura femminile che fa parte già del passato, magari del partner, della persona con cui si sposerà. Dunque va un po' a ripetere, diciamo così, quello che abbiamo interpretato, diciamo, già nella stesa precedente. Dunque, attenzione perché non solo compare come strega malvagia, ma anche la carta del nemico. Dunque, attenzione perché è probabile che subirete delle interferenze nella realizzazione di questo progetto, ma noi abbiamo già visto che l'esito sarà favorevole, quindi indica una sì. L'attesa dei ritardi è dunque un periodo di incertezze. Allora, visto che abbiamo già visto anche prima, e questa con 7 carte non andiamo poi tanto in là,
diciamo che ripete un po' quello che abbiamo visto nello sviluppo, Sì. con quegli ostacoli e con quei momenti di difficoltà. Dunque anche qui la tua amica, abbiamo detto che Luciana. guardavamo per Luciana, la tua amica Luciana avrà delle difficoltà, ma sappiamo già che otterrà la realizzazione del suo desiderio, però vedi, c'è comunque sicuramente una nemica con cui misurarsi. Sì. Andiamo avanti. Qualcosina, però ecco. Bene, andiamo avanti. Valeria, Intanto si sono aggiunte anche, la nostra Eva. l'abbiamo salutata prima, sì, Un po' sì. di Alzheimer non basta mai. E poi c'è Mara e Emily, che se non ricordo male è Emanuela. Bene, allora andiamo alla prossima domanda. Esatto, la prossima è Valeria. Sì, sì, sì. Buonasera e ben trovati. Aldo, e la domanda qual è? Valeria, la domanda, siamo bravini, però... Aspetta, gira le carte per chiedere la domanda della Valeria. Valeria, hai dimenticato la domanda. Valeria, scrivi la domanda perché hai messo i nomi e le date. Vediamo un po'. No. Perché noi cioè, abbiamo detto di cancellare la domanda, ma non ti davamo non prima. Allora, bene Valeria, ascolta, tu scrivila, sicuramente vuole chiedere come va fra loro, però non possiamo prendere iniziative, magari non era quello che pensava. Dunque, in attesa che Valeria scriva la sua domanda, rispondiamo a Eva. Vuole sapere come andrà la sua vita amorosa, 15 aprile 83. Allora, bene. Vediamo. Allora, intanto mescolo, Mescolo anch'io per la nostra Eva. Un lavoro. E aspettiamo la domanda di Valeria. Esatto, aspettiamo che Valeria scriva, sei ancora collegata. Valeria, speriamo che ci senti ancora. Se ci sei, batti un colpo, Valeria. Intanto rispondiamo alla nostra Eva. Messaggi e messaggi. Beh, questa è un'apertura che non mi è mai successa da quando. A me è successa una volta. Cioè, qui riceverai di sicuro dei messaggi che portano novità. Novità importanti, perché sia cartacea riceverà. Allora, che belle carte. Dai, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, perché se no non ti entrano. Metto favoritano. Ma spostiamo magari. Voilà. Allora, vediamo un po' qua la situazione per la nostra Eva. Spostiamo a favore di camera. Vediamo un po'. Allora, la situazione in passato. Allora, Eva, parliamoci chiaro. Qui c'è la carta della donna virtuosa, della donna che cade sempre in piedi. Che ha determinazione. Ha determinazione, sa fare le cose bene. È la carta, diciamo, della donna che riesce sempre anche se viene colpita. Poi, questo è il passato. Poi abbiamo una carta di unione, una carta di una lama di unione, chiaramente visto che si parla di sentimenti, con qualcuno, e poi una bella carta di sensualità. Amore passionale. Ma siamo in fascia protetta, no? Abbiamo detto delle cose tranquille. Dopo purtroppo è successo un patatrack, si è bloccato tutto, forse per colpa di qualcuno che non dico che è un po'... Un giovane Bruno. Un tipo... Un po' dimesso, forse... un pochettino, parliamoci chiaro, il domestico è una carta di una persona giovane, però ci sono due tipi di domestico, quelli fedeli e quelli un pochettino bandierosi, che quando arriva il vento, e questa persona qui ha influenzato un po' la vita della nostra Eva in passato. Sì, sì. Oggi invece però com'è la linea presente? Lì presente vediamo che Eva è sempre molto disponibile, virtuosa, è una persona che si dà, no? È sempre pronta ad aiutare, e vediamo, io vedo qui entrare in scena una persona più grande di Eva, una persona, un gran signore che vuole proteggere io vedo questo,
Però vedo che Eva sta guardando che si sta allontanando qualcosa, per colpa di una donna che ha già colpito quando te ne renderai conto. Quindi nella linea del presente, Eva, c'è qualcuno di più grande di te che ti sta guardando e ti vuol proteggere perché vede che tu sei una persona che vale molto, lo vede qui sopra, è una persona che molto probabilmente non l'hai vista, perché in effetti spunta all'improvviso, perché qui abbiamo visto un giovane baldo, però è una banderuola. Questo invece è proprio un uomo solido, un uomo con la U maiuscola. Vedi anche tu le cose che vedo io? Più o meno, Più o sì. meno, però vedo che un po' se ne sta andando per colpa di una donna che vi colpirà quando non ve ne renderete conto. Ma il futuro com'è? Perché poi la cosa cambia da giudizio. Vediamo che c'è leggerezza, mercante e nemico. Qui vedo più che altro che da lontano entra in scena un'altra persona. Vedo, deve essere un libero professionista e non si capisce bene che gioco vuol giocare, perché i liberi professionisti, ma in questo caso, visto che parliamo del sentimento, sembra più un uomo che voglia prendere e non dare, è uno del braccino corto, no? E infatti poi si vede che è un nemico. Però, visto che qui siamo partiti con una Eva virtuosa, e la fortuna non l'abbandona mai. E quindi molto probabilmente una litigata, una gelosia con questo signore qui che si mette di traverso ti farà piangere, ma non è negativo perché la fortuna ti sta baciando. Saranno lacrime di vittoria, secondo me. Poi vediamo, più o meno lo vedi anche tu così, più o meno. Vediamo il finale. Il finale è in un certo senso sia positivo che ha un po' di agrodolce, perché vediamo che il tipo, che magari molto probabilmente è questo, perché è un gran signore che ti sta guardando, ma perché ti sta guardando? Non ha tempo da perdere, perché vede che sei una donna virtuosa e che si dà da fare, raccoglierà i suoi frutti perché lavorerà, no? Dietro le quinte molto probabilmente, perché qui lo vediamo, ma poi qui vediamo perdi tempo, secondo me, e qui vediamo una persona che sta lavorando per raccogliere i frutti con te e che chiaramente dovrà mettere a posto certe situazioni che nel passato c'erano e magari l'anima è stata ferita. E quindi qui c'è un cambiamento tremendo e poi lui molto probabilmente tra virgolette, si mostrerà veramente com'è. Più o meno io la vedo così. Ma perché? Perché nasciamo da una donna, da una situazione virtuosa e questo tipo non è cieco, vede bene. Invece questo qui mi sembra una banderuola che c'è poca sostanza, c'è poca grip. Vediamo cosa dicono le sibillone. Sibillone. Allora, il taglio è un po' difficile perché parla di una situazione che in questo momento è ferma o comunque un po' bloccata. Bloccata a causa anche di indecisioni oppure di impedimenti oggettivi. E, è un momento di grande vulnerabilità, nel senso che questo blocco sta generando comunque una crescita di insofferenza, un senso di sconfitta. Dunque, diciamo che è un momento un po' di prova. Però vediamo cosa dicono le sette sibillone per quanto riguarda. Dovremmo esserci, sì, ci siamo. Allora. Dunque, diciamo che partiamo da alcune situazioni comunque favorevoli che possono mutare, variare, anche belle e promettenti, ma che hanno un carattere di inconsistenza, nel senso che magari sono dei bellissimi sogni, delle bellissime promesse, ma che difficilmente riescono a durare a lungo. In effetti la farfalla nel momento in cui sboccia, nel momento in cui tira fuori le ali, in 3 giorni poi non c'è più. Dunque diciamo che le intenzioni ci sono, lo slancio c'è
ma manca quella decisione che comunque sembra comunque crescere, nel senso che la carta del Cavaliere parla poi del superamento di certi ostacoli. In effetti, diciamo che una certa incertezza o indecisione o inconsistenza in realtà con un po' di fermo, di pugno, può portare delle novità, dei cambiamenti. Dunque, posso dirti che comunque sono in arrivo, abbiamo visto anche dal taglio prima, Esatto, sono sì. in arrivo grandi novità. Importanti novità, Sì, direi proprio importanti. positive. Positive e stanno cambiando delle cose. Ovviamente è un invito all'equilibrio, Sì. a fare le cose con saggezza, vedi che c'è l'uomo saggio, dunque eh, sicuramente sarai messa davanti a situazioni dove dovrai meditare, contare fino a 10. L'uomo saggio è anche il gran signore di prima. Sì, il vecchio saggio, più che il gran signore, è il sacerdote. Mm. Mm. Perché comunque chiede di mettere giudizio, di usare il buon senso. Dunque è chiaro che cosa significa? Sia che possono arrivare delle novità che riguardano una persona di una certa età e che magari in qualche modo hanno un influsso, vedi che poi c'è la carta della fata, dunque è un aiuto in qualche modo che quest'uomo ti darà o darate alla situazione che stai vivendo. Dunque arrivano delle grandi novità che riguardano questa persona oppure che richiedono maturità, testa, ok? Perché se fatte con la giusta testa c'è anche un aiuto, una manina dall'invisibile, dunque è un po' esatto, un intervento benefico che sta arrivando e che porta finalmente solidità. Dunque, se partiamo da chissà come va, Esatto. finiamo a andrà tutto bene. Esatto. È richiesto però un po' di audacia, vedi? Bisogna un pochettino sfidare, azzardare, essere un po' temerari, però è un bell'azzardo perché c'è solidità. Alla fine Sì, alla fine si qualcosa porta di a casa. buono si porta a casa. Bene. Allora, Valeria ha chiesto se nasce qualcosa. Le rispondiamo visto che 7 carte perché è finita la va mezz'ora. bene, d'accordo, solo perché giustamente l'avevamo tirata in ballo perché in ordine di arrivo era Vediamo lì. se nasce qualcosa di Allora, nuovo. vediamo se nasce qualcosa di buono. Tra lei e Aldo. Aldo. Aspetta, fammi vedere le date. Ok, 62. tutti e due dei 62, Maria Valeria, 29 gennaio del 62, Aldo il 23 marzo. Vediamo un po' 7 carte al volo perché siamo fuori tempo massimo. Ok, Valeria e Aldo. Cosa di buono? Valeria e Aldo. Allora, il taglio è qualcosa che è come un pendolo, diciamo, no? Se dovessi dirle solo dal taglio, direi che il corteggiamento va in vacca. E beh, io non volevo dirlo, ero più Allora, diplomatico. però questo è il taglio, vediamo la stessa. Beh, Valeria, ascolta, è vero, tecnicamente si dovrebbe dire così, però direi che eh, io sono sempre un po' più liscio, morbido, diciamo che sono l'ammorbidente di un lavaggio. E diciamo che questo lavaggio non è a 1400 giri, ma a 2008. Probabilmente si interrompe per qualche situazione. Comunque cerchiamo di vedere dalla Sì, testa. il taglio fa tremare un po' le gambette, per fortuna siamo seduti. Ecco. Allora, adesso andiamo avanti. Speranza, Imeneo, domestico, donna maritata, viaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E voilà. Allora, se il taglio era da Cardiopalma o diciamo un piccolo spin-off di Dario Argento, una cosa del genere, invece io ti vedo virtuosa, speranzosa e sicura. Vedo che c'è veramente la volontà di fare, no? E non solo di parlare, cioè io vedo che tu sei molto deciso, ma anche lui non è da meno, no? E però attenzione, perché o c'è qualcosa che non so, mi sembra
che c'è l'intervento o di una persona, che potrebbe essere un figlio, oppure di qualcuno che manderà un messaggio, perché vedo entrare in scena una donna maritata. O lui è sposato, no? O tu sei sposata, potrebbe essere anche, oppure una ex che potrebbe entrare in scena, ma però non porterà grandi squilibri perché questa promessa che c'è nell'aria, che è solida, perché qua si parla di questioni solide, e questa è una delle migliori carte che può uscire per l'unione di una coppia, no? Qui la vediamo amplificata che si passa dalle parole ai fatti, perché qui si vede proprio l'amore fisico, proprio l'unione più bella, però è chiaro che c'è da mettere a posto qualcosa. Quindi diciamo che partiamo da una bella discesa, no? E una piccola salita in fondo. Diciamo che la cosa è solida, sebbene c'è un piccolo intervento di due personaggi che non si capiscono bene che cosa vogliono da voi, però no, non sono un intoppo, sono un oppure un viaggio. Allora, io se posso dire qualcosina, Sì. queste due figure le identifico con loro, ma anche con l'evolversi della situazione, nel Mhm. senso che secondo me è possibile che quello che nasce come un qualcosa di Sì, superficiale esatto. o di effimero, o come quegli amori estivi, possiamo dire, invece andrà crescendo. Dunque, può diventare qualcosa di più, lui diventerà più disponibile, Mm. però appunto la presenza della donna maritata è ambigua, ma dal momento che non ci sono carte parecchio E non conosciamo negative neanche e la non loro. conosciamo la situazione, non siamo in grado di dire se lui è disponibile nei confronti di una donna maritata che magari sei tu o invece Esatto. appare in scena, perché magari sai, visto che sono dei 62 tutti e due, hanno Ci sono anche dei sicuramente figli. delle cose, esatto, dei Esatto. figli o delle situazioni pregresse, dunque è possibile che comunque ci sia collaborazione anche in questo senso, nel Mm. senso che lui magari ti accetta così come sei. O Secondo tu me proprio è accetti un lui viaggio, come. secondo me è un viaggio per vedersi, c'è proprio un Sì, incontro. sì, 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 c'è qualcosa di profondo. È qualcosa. Però lì c'è da mettere a posto, eh. Sì, sì, oppure lui le offre aiuto in qualche modo. Anche, sì, sì, sì. Allora, vediamo le sibilline. Comunque positiva. Sì, sì, Cioè, diciamo che la partenza del partenza taglio faceva magari veramente. urgente un confronto. Magari, sai, le sibille a volte nel taglio ti portano un messaggio che magari non è detto che sia per forza attinente con. Magari O c'è magari un uno dei messaggio due che di qualcosa, sta succedendo qualcosa, oppure. Allora, vanità cane, comunque partiamo da una situazione, vedi che inizialmente superficiale diventa più solida, più onesta. Andiamo a vedere un po'. Allora, 3, 7, ok. Ma senti, mm, qui iniziano in un modo un po' più strano, nel senso che sembra che la cosa sia nata un po' per gioco, un po' per scommessa, come se fosse un qualcosa di poco chiaro, cioè parte con una premessa ambigua. Di sicuro eh, lui è molto attratto da te, probabilmente percepisce un'influenza o un'attrazione, perché sai, sono carte che insieme, guarda, il pirata e la sirena, manca Ulisse. E poi abbiamo tutto il repertorio. Diciamo che sicuramente c'è una forte attrazione, ma c'è un qualcosa di poco chiaro, dunque ti invito all'attenzione perché è possibile che qualcosa del passato abbia ancora un'influenza al presente. Come può anche essere che ti stia nascondendo di avere ancora un legame, magari è separato in casa e non te l'ha detto, oppure ha ancora un qualche legame con questa figura. Dunque diciamo che
non so bene se questa figura è una ex o se è una madre, magari una mamma anziana, oppure è semplicemente l'invito a non farti raccontare storie, cioè non credere a tutte le storie che magari sentirai da lui, ok? Perché magari molte cose le fa per riuscire a conquistarti, per fare bella impressione su di te, per colpirti, però attenzione. È una carta questa di fortuna, questa è la carta della buona sorte, la È fortuna. la Dunque massima che si può è una uscire. carta di vittoria, perciò in ogni caso vedi o comunque la situazione a un certo punto prende una piega diversa, perché appunto sembra che la cosa si modifichi, cambi rispetto al precedente, la situazione per come era prima e diventi qualcos'altro, perché la carta della casa è una carta comunque di nido, di sicurezza, di Di intimità. costruzioni, di Esatto. realizzazioni, di Esatto, di desiderio. intimità, di famiglia. Dunque, diciamo che partiamo un po' ambigui, eh? Svantaggiati, ma poi Eh, sembra che eh, ci stiamo crescendo, Mi raccomando, con i piedi per terra, perché è possibile che comunque abbia una metamorfosi la situazione. Non è nuovo, ci abbiamo anche noi, perché hanno fatto una storia veramente. Esatto, noi vi ringraziamo Siamo tantissimo. della presenza, vi invitiamo domani sera alle 18:30 nel canale Maria Veneziano e dalla Hilde. Venerdì alle Se 21:30 invece sul mio volete una canale. consulenza in privato, sapete, 20 euro, 45 minuti, si paga su PayPal, su quello che volete, basta che pagate e noi siamo qui per voi, soprattutto io. Grazie, Karen. Grazie di tutto e buona serata. Alla presto, Alla ciao. prossima. Vi aspettiamo.